bianco. Apollo, mamma, tutti sono belli! Ah, belli! Tutti belli! Madonna! Lisa! Ciao, Ale! Guarda, figlio! Tu sei cristiana! Ciao! Grazie, buona! Cannellone! Cristalino! Per me? Sì. Grazie, questa... è l'unico che si è ricordato di guardarmi, non è vero. Ecco, questa... non è vero. Simo, questa è la famosa Marrucella, eh? La Marrucella. Si sente il mare? Il profumo? Si sente, sì, certo. No, ma si è lavato in questi giorni, ragazzi. L'uomo ma da puzzare. Ma che guaglione che ti sei fatto? Hai visto? Accidenti, complimenti. Grazie, sì. No, innanzitutto ti voglio dare una buona notizia. Paolo, tu hai buonasera. fatto questo film Palermo-Milano il ritorno, no? È uscito? È uscito ed è primo in classifica. No, grandi! Insomma, Pico Raul Bova. Te lo volevo dire perché Grazie, insomma, è così? Hai lottato veramente alla grande, sì. Hai giocato bene. Simo, io ho vinto la mia isola, nel senso che ho fatto l'isola che avrei voluto fare. E di questo, insomma, sono contento, non mi sono risparmiato per niente, insomma, va bene così, sono molto soddisfatto, sono molto emozionato, veramente... Ancora, questo è lo spirito che ci piace. Andiamo a vedere la storia di Nicola Canonico all'Isola dei Famosi, medaglia di bronzo. Nicola Canonico, sei salvo! Il finale! È stata un'isola all'insegna veramente di tantissime emozioni. Ho imparato ad apprezzare di più la vita, ad essere meno superficiale, a non mollare. Ho cercato di trovare nei momenti di difficoltà la forza di andare avanti. Ho vissuto all'isola in tutto e per tutto, ho vissuto all'isola nella pioggia, ricordo quando con Paul ci abbracciavamo come due fratelli. Uno, due, tre! È stato un alternarsi di gioia, di divertimento, anche di tanta sofferenza. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Non ho rimpianti perché non mi sono risparmiato, ho cercato di assaporare il tutto di quest'isola, insomma alla fine anche quelle di cucinare, quindi non ho nessunissimo rimpianto e sono soddisfatto perché ho fatto l'isola come avrei voluto farla. Un'esperienza piena, un'esperienza che porterò per tutta la vita dentro. Sono entrato qui come giovane attore emergente, insomma, sconosciuto al grande pubblico. Guarda, il treno della vita arriva per tutti avranno l'occasione della vita. E alla fine ho preso questo treno, è arrivato così, all'improvviso nella mia vita, è arrivato come un uragano e spero che mi porti nella direzione che io desidero, e cioè quella di continuare a fare l'attore alla grande. Bravo Nicola, tra l'altro qua è venuta a salutarti Raffaello Franco. Fratellone! Che l'abbiamo visto, insomma. Vieni da Raffaello perché insomma ricordiamo naufrago dell'anno scorso, che ne è passate più di una perché insomma è quasi, no, si è